in compagnia di Mister Zini, allenatore del Montebello. Un Montebello che ha stupito un po' tutti in questo avvio di stagione, nonostante l'ultima sconfitta a Lodi per 3-1. Cosa ti aspetti da questo derby che possiamo dire che può essere già uno spartiacque? Diciamo che prepariamo la partita come fossero tutti quanti dei derby, indipendentemente che sia un derby vero oppure un'altra partita. Quindi l'abbiamo preparata bene, concentrati, analizzando bene la squadra che andiamo ad affrontare per poter essere pronti a fare un'ottima partita. Appunto il Montebello ha perso l'ultima partita contro un bel Lodi, ma nonostante questo c'è stata una buona prestazione da parte dei biancorossi. Quali sono stati gli errori e su cosa avete lavorato maggiormente in questi giorni per migliorare appunto la prestazione di Lodi? Sicuramente è stata un'ottima partita anche da parte nostra, probabilmente il risultato è un po' bugiardo anche se abbiamo affrontato una squadra ottima. La differenza, come ho detto ai ragazzi, è la mentalità o la consapevolezza dei propri mezzi. Io sono convinto che i nostri ragazzi hanno grande potenzialità, non le stiamo facendo vedere completamente, però pian piano stiamo ottimizzando affinché possiamo far divertire tutti quanti. Grazie e buona fortuna.